Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi girone in moto fino al rifugio Venini che sta sopra Argegno sul monte Galbiga. Parcheggio la moto, mi vado a fare un giro a piedi fino in vetta al monte e poi mi fermerò a mangiare al rifugio Venini. Con l'occasione proverò il Focus Track del Mini 4 Pro che mi sono portato nel bolletto della moto, quindi restate su questo video fino alla fine così vediamo come funziona. Vamos! Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vado fino al rifugio Venini che si trova sopra Argegno. Siamo sul lago di Como, sponda occidentale. Quello è il monte Galbiga. Poi dal rifugio si deve parcheggiare la moto, è strada senza uscita, praticamente non si può proseguire. Si può andare a piedi fino alla cima del monte Galbiga, che è quello che intendo fare, e poi faccio volare il mio drone. Finalmente si esce dal caos della città e si arriva sul bellissimo lago di Como. Guardate che roba! Guardate che spettacolo questa casetta! Mamma mia, che roba! Che roba! Ma adesso sosta ad Argegno, colazione alle 10 di mattina, colazione, e poi si riparte. Penso di non essere mai passato di qua senza fermarmi, pensa un po'. Ragazzi, va che lago oggi, spettacolo, calmissimo, non c'è neanche un filo d'aria. Direzione Pigra, ragazzi. Il bello di questa stagione è sicuramente il fatto che A, non fa caldissimo, B, c'è molta meno gente in giro, non c'è foschia, però la cosa a cui bisogna stare attentissimi, soprattutto dopo giorni di pioggia come quelli passati, essendo autunno, tante foglie per terra come vedete. Per fortuna qua la strada è battuta e quindi non ci sono praticamente foglie per terra, ma tra foglie e umidità è veramente, bisogna stare veramente all'occhio per non andare lunghi distesi. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Gesem. Questa davanti a me è la funicolare di Pigra che vi porta da Argegno, dal lungolago fino su qua. Guardate che roba da qua, guardate che spettacolo, e guardate la funicolare, è qui ferma, guardate che roba, tantissima roba, tantissima roba. Questo qua sotto è Argegno, dove sono passato prima, poi sono salito verso San Fedele d'Intelvi e sono venuto in qua, poi si sale sopra qua, si torna un pezzo indietro, si risale per il rifugio Bofalora e per il rifugio Venini, dove mi fermerò poi a pranzo.
Bene ragazzi, raggiunto il rifugio Venini, vado a farmi un giro in vetta al Monte Galbiga. Qua un quarto d'ora, 20 minuti, si passa anche vicino a un osservatorio astronomico, un piccolo osservatorio astronomico, adesso ve lo faccio vedere. Ragazzi, due cenni storici sul Monte Galbiga che ha la sua importanza fin dalla prima guerra mondiale. Infatti giù intorno al rifugio Venini c'è anche un antico cannone e qualche resto delle trincee risalenti appunto alla prima guerra mondiale. La particolarità anche di questo monte è che dalla sua cima, che è a 1698 metri sul livello del mare, è possibile vedere ben 6 laghi: il lago Maggiore, il lago di Mulazzano, il lago di Lugano, il lago di Piano, il lago di Como e il lago di Mezzola. Si vede anche uno spettacolo sulle Alpi, in particolare sul Monte Rosa, quindi merita sicuramente una visita. Bene ragazzi, mettete un like al video se vi è piaciuto, clic, iscrivetevi al canale. Adesso io vado a mangiarmi qualcosa e poi ci vediamo sul canale al prossimo video. Ciao ragazzi!